È ripreso oggi nell'aula bunker di Mestre il processo per il crack della Popolare di Vicenza, udienza che si è tenuta per la prima volta nel veneziano anziché nella sede del capoluogo iberico per motivi logistici, ovvero di sicurezza. Troppi infatti i legali presenti in aula, ben 400, con i relativi faldoni, trasportati nelle scorse ore dal Tribunale di Vicenza addirittura con i furgoni. L'udienza di stamane, iniziata alle 11, è stata di natura molto tecnica. Su richiesta del presidente del collegio, Lorenzo Miazzi, stamattina è stata interamente dedicata alle difese per contestare le richieste delle parti civili, con le prossime due date, attinenti allo stesso tema, già in calendario e previste per il 29 e il 31 gennaio prossimi. Assenti in aula tutti e sei gli imputati, a cominciare dall'ex presidente dell'Istituto Bancario Vicentino, Gianni Zonin, per lui presente il suo avvocato difensore. Anche lui ha interesse che il processo venga celebrato. Quando entrerà nell'istruttoria dibattimentale, ove necessario parteciperà anche per ascoltare le deposizioni dei testi fondamentali, non in queste fasi preliminari che riguardano questioni strettamente giuridiche. Quindi si parla di che mese? Secondo me dopo la Pasqua, voglio dire. Io sono sempre un ottimista nella vita, voglio dire, ma qui credo di essere ragionevolmente ottimista che secondo me le questioni preliminari per Pasqua saranno sicuramente finite. Il crack della Popolare di Vicenza, per lo stesso avvocato, un caso dagli scenari molto articolati. Evidentemente è una questione che ha toccato il territorio veneto, ma non soltanto il territorio veneto, perché il problema si è presentato in altre regioni italiane. Per velocizzare le udienze, il giudice Miazzi ha esortato le parti a presentare istanze e allegati, oltre che materiale cartaceo, anche in digitale, mentre per l'appello si è sperimentato un sistema elettronico per registrare con la lettura dei codici fiscali degli avvocati, per i quali già oggi si chiedeva infatti il relativo tesserino sanitario. Ed è sempre l'avvocato difensore di Zonin a commentare così l'arrivo di Salvini e Di Maio a Vicenza per il prossimo 9 febbraio. Credo che è semplicemente estranea, credo che riguardi il problema dei rimborsi degli azionisti, che è una questione completamente diversa, politica voglio dire, e anche sociale, perché evidentemente il danno per gli azionisti, per tante famiglie e imprenditori è stato forte.